Ciao ragazzi, queste sono le ciliegie di Galzignano Terme, provincia di Padova, una delizia, e stanno per finire qua dentro. Ma non è immediata la cosa, prima c'è il giudizio degli esperti. Adesso vedremo case sarese, poi da me come che ho fatto? Adesso sai, ma è proprio. Mica ancora assaggiarla, ma dovrebbe essere veramente buone perché vedo che sono asciutte. Buone e buone. Buone. Stai un'altra. È una squisitezza. Ma non la perché Si dice che una saresa tirata, è proprio vero, dicono una saresa tirata, ma questa qua è eccezionale. È eccezionale. Posso mettere sul panettone ora puoi andare? Sì, ma porti via Sì, perché però sennò basta perché sennò gratis soldi. Pasto anno basta. Chi erano questi signori? Questi signori Stefano erano i produttori di Galzignano di ciliegie, sono gli agricoltori che gli danno le ciliegie per poi candirle e fare i panettoni. E com'è nata l'idea di usare le ciliegie per un dolce natalizio? Tutto è nato da un gioco, diciamo. Praticamente stavo facendo un corso per la canditura, perché tutti i canditi che abbiamo ce li candiamo noi, ed era in giugno, non ti dico il caso, una roba pazzesca. Ho chiamato il signore col baffo, uno dei tre, fa: Giorgio, portami giù un po' di ciliegie che provo a fare una cosa. Lui nel giro di mezz'ora me le ha portate e da là è partita la canditura. E una volta che avevo candite cosa facciamo, cosa si può fare, cosa non si può fare, perché non facciamo il panettone con le ciliegie? E allora là mi sono candito tutta la roba e l'ho messa in parte fino a questo momento che è ora di mettere il panettone con le ciliegie. Quindi è la prima sfornata ufficiale questa? Primissimo ufficiale. Ma come nasce il panettone? Il panettone, tutto parte dalla nostra madre. Questo lievito qua è un lievito che ha 90 anni e tutto parte da qua. Alla mattina si parte con il bagnetto e poi si partono con i rinfreschi per tirarlo su in forza per poi andare sull'impasto serale che è questo qua. Passa la notte e poi? Passa la notte e poi la mattina viene rimpastato con sempre farina, zucchero, burro, crema e alla fine ci mettiamo i nostri canditi. Ma le ciliegie vanno messe dentro intere? Allora, le ciliegie vanno denocciolate e poi vanno candite e messe dentro intere. Cioè denocciolate a mano? Tutta una. Lavoraccio? Abbastanza, anche perché tieni conto che la ciliegia in canditura perde quasi un 60% del suo peso iniziale. Quindi per avere una bella dose devi stare là a denocciolare tante. Deve essere per forza buono il panettone. Diciamo che c'è tanto amore e quindi di conseguenza se c'è amore sarà anche buono. Ma cosa dà come gusto poi alla fine? Dà un po' di dolcezza barra acidità, perché comunque la ciliegia è un po' acida, però con la canditura si addolcisce, quindi ha un impasto comunque dolce, dà una nota un po' acidula, un po' fruttata, acidula. Quindi avete già fatto delle prove? Sì, bisogna, perché sennò prove e degustazioni anche. Secondo me i gesti del pasticcere racchiudono una magia in ogni fase del processo di lavorazione, ma soprattutto nel momento in cui l'impasto finisce. Perché? Perché ne subentrano la pezzatura e la pirlatura, quindi la manualità, quindi le mani di Nicolò e del papalino che modellano queste forme per poi lasciarle andare a riposare per la lievitazione. Ed è un passaggio non facile perché questi gesti richiamano un sapere antico, un sapere maturato con anni e anni di esperienza. È soltanto sentendo la materia prima che cresce che si capisce come cuocerà una volta in forno.
Senti Nicolò, e la tua passione per la pasticceria com'è nata? Ma la mia passione per la pasticceria, io sono nato qua dentro, quindi me l'ha trasmessa mio papà, poi con gli anni uno si perfeziona, preferisce mai, non so, più sul cioccolato, sul lievito, e da là uno si forma, ma tutto è nato da mio papà e il fatto che sì, da piccolino io ero sempre qua dentro. Quindi un po' di pasta frolla, un po' di sfoglia, ho sempre giocato con queste cose e da là è nata la passione. Quindi si può essere innovativi nella tradizione? Ma certo che sì. Se comunque la ciliegia di Grazignano è una cosa conosciuta, che è buona, che piace, perché non fare anche un prodotto con Certo. questa materia prima che è eccezionale? Però so che il papà, che è un pasticcere di lungo corso, ha dato anche lui un contributo dolcissimo a questo territorio, vero? Sì, sì. Lui ha creato il riccio, che è un dolce fatto con la farina di castagne, l'olio d'oliva dei Colli, la grappa veneta, e il miele sempre dei Colli, e quindi sì, diciamo, il panettone con le ciliegie va a collegarsi un po' anche alla storia che ha fatto mio papà. È importante comunque rimanere legati al territorio. Importantissimo, senza le nostre radici non saremo quello che siamo, quindi è fondamentale. Niccolò è figlio d'arte, ha preso la passione in bottega, come avete sentito, e dal papà ha acquisito quei piccoli segreti, ma anche quegli accorgimenti essenziali per garantire la qualità del suo lavoro prima che del prodotto. Quindi è legittimo chiedergli come si riconosce un panettone di qualità. Vedi Stefano, un panettone di qualità lo distingui, basta un accorgimento semplice: quando lo si taglia si prende il candito e si vede se la pasta resta attaccata al candito oppure se c'è un piccolo buchino, un piccolo vuoto. Quello vuol dire che il panettone è naturale, non c'è niente. Se invece resta attaccato, là per forza di cose ci sono conservanti, additivi, sui canditi c'è l'anidride solforosa. Ho capito. Quindi, qui? questa qua invece è la nostra vasca di canditura, dove ci stiamo candendo l'ultimo giro di arance del 2019. E quindi qui dentro, oltre alle bucce, cosa c'è? Qua dentro c'è solo acqua e zucchero. Basta. Una volta che è candita ci aggiungiamo lo sciroppo di glucosio e la mettiamo via, o se no la utilizziamo subito, ma penso che la utilizzeremo subito. E ora la domanda più difficile: cosa vuol dire fare il pasticcere? La pasticceria è partire da una materia prima semplice e poi trasportarla, è una cosa che deve dare piacere, perché alla fin fine quello che fanno i pasticceri o i cuochi, noi cerchiamo di trasformare le materie per dare piacere, quindi tutto quello che facciamo è rapportato a un piacere di gusto, ma un piacere. Pensate che il panettone di Niccolò è stato tra i finalisti in questa prestigiosa manifestazione. Panetton, la sfida solidale tra i migliori panettoni del Veneto. Solidale perché questa manifestazione, l'accesso era a pagamento e tutto il ricavato è stato devoluto all'associazione Amici di Adam e Tullo. E adesso però il panettone è tanto bello, è tanto buono, l'abbiamo visto nascere. Niccolò, si potrà anche tastarlo sto panettone con le cirese, no? No, quello con le ciliegie no, quello con le ciliegie si sta evitando, lo cucino stasera. Se te vuoi te puoi passare domani, ti aspetto domani Stefano. Ah, che lo sapo per un invito, Ma certo che sì, mi ti aspetto. Che vuoi bene a stasera. Però questo adesso che è qua tutto bello giallo, guardate che colore ragazzi, non è qua per bellezza, vero? Ha uno scopo ludico, vero? Sotto ragazzi, tanto so dove lo fanno, so che sono bravini. Dino, dimmi la verità, buon sangue non mente? Ma assolutamente no, anzi perché il ceppo è venuto fuori meglio un bel lievito madre, insomma, dai. Sì, ho avuto un bel lievito madre, però ha dato molto di suo. Perfetto, è così deve essere. Sì. Ragazzi, buon Natale. Complimenti a tutto lo staff. Ma mi domani torno qua perché coi cuori si è reso in tastanno. Ciao ragazzi. Buon però.
questa